Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Partita da Catania la maxi operazione contro la pedopornografia online che ha intercettato raccapriccianti violenze sessuali su bambini dai 3 ai 6 anni. 34 arresti in tutta Italia, 2 persone abusavano dei loro stessi piccoli familiari e condividevano i video. E ancora caccia al misterioso deputato regionale del PD coinvolto nell'inchiesta Mercurio sul voto di scambio a Catania e provincia. Volpe, topo, tra i nomignoli usati per aggirare le intercettazioni. Partito in fibrillazione, commissariato in vista del congresso regionale. Fermato a Marsala l'uomo accusato di aver accoltellato 2 cugini della sua ex, dai quali la donna si era rifugiata dopo un'accesa lite. Palermo, buco da oltre 1,5 milioni nel bilancio dell'IRFIS, la società della regione che si occupa di contributi e attività bancarie. A causarlo un'operazione finanziaria azzardata di anni fa. La Sicilia, meta preferita per i ponti di primavera, tra i viaggiatori tanti giovani che scelgono i piccoli borghi. A Catania è avviata intanto la privatizzazione dell'aeroporto. A Palermo rubati monopattini elettrici e venduti illegalmente su Telegram e WhatsApp. Mario Venuti debutta a Catania nel suo nuovo tour Tra la carne e il cielo con 2 concerti stasera al Centro Zoo. Calcio, il Palermo domenica riceve il Brescia, Dionisi si affida a Poiampaolo e Verre per dare seguito al successo di Cosenza. Sempre domenica il Catania, senza molti interpreti tra infortunati e squalificati, attende il Foggia. Bentrovati, orrore in rete, partita da Catania la maxi operazione contro la pedopornografia online che ha permesso di svelare violenze sessuali sui bambini dai 3 ai 6 anni e anche episodi di violenza con animali. 34 arresti in tutta Italia, 2 persone abusavano dei loro stessi piccoli familiari e poi condividevano i video. Eva Spampinato. C'è una piattaforma di messaggistica chiamata Viber che nasconde stanze in cui ci si scambiano foto e video di abusi su minori, rooms in cui si può accedere con un codice identificativo e solo a condizione che si abbiano dei filmati da condividere con gli altri membri. È talmente grave il fenomeno criminale di cui parliamo che non vi è spazio per una qualsiasi giustificazione. Filmati aberranti in cui si vedono abusi su bambini piccolissimi, neonati, bimbi dai 3 ai 6 anni, minori vittime anche di episodi di zooerastia, rapporti sessuali con animali. Una rete estesa su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia. Un fenomeno talmente disgustoso quanto ampiamente diffuso in tutto il mondo. Produce miliardi di euro in tutto il mondo. Dobbiamo pensare a questo come un fenomeno criminale che si nutre evidentemente di devianze e di criminalità individuale, ma che dietro prevede anche costruzioni di produzioni di questo tipo. Dalla Procura di Catania parte una maxi operazione, 115 perquisizioni in tutta Italia, migliaia di file pedopornografici trovati, 34 uomini arrestati dai 21 ai 59 anni, 2 di loro si autoproducevano i video e lo facevano abusando di 3 bambini che frequentavano le loro case, amici e addirittura anche familiari. Il vaso di Pandora dell'orrore è stato scoperto solo grazie alle indagini partite dall'arresto avvenuto l'anno scorso a Catania di 2 uomini. E siamo riusciti, grazie alle direttive della Procura distrettuale, a ricostruire questo circuito e a identificare questi gruppi. Se la polizia postale non avesse ricostruito i percorsi digitali, decriptato i dati protetti di quei pedofili, non avrebbe potuto accedere a 25 gruppi di scambio e alle stanze il cui nome non lasciava dubbi. Le indagini continuano per cercare di identificare adesso le piccole vittime. Voltiamo pagina e ancora caccia al misterioso deputato regionale esponente del PD che sarebbe coinvolto nell'inchiesta Mercurio sul voto di scambio a Catania e provincia. In fibrillazione il partito in vista del congresso regionale.
i nomignoli dei boss catanesi per non farsi intercettare. Li sentirete tra poco nel servizio di Lorena Dolci. C'è un pezzo del PD adesso in fibrillazione, sfiorato dal blitz Mercurio che ha portato in carcere il deputato autonomista Giuseppe Castiglione. I nomi di Concetta Rai e Angelo Villari sono finiti nelle intercettazioni del Ross sull'elezione del sindaco di Ramacca Vitale. Nell'autunno del 2021 il suo partito accorreva a sostenerlo in campagna elettorale. È assurdo, ho fatto solo incontri pubblici, ci ribadisce Angelo Villari, all'epoca segretario del PD di Catania. Si tira fuori anche l'ex deputata regionale Raia, che incontrava Vitale quando entrambi erano alla CGIL. Resta il fatto che nelle pagine dell'ordinanza della DDA di Catania c'è traccia di un incontro fra i boss e un altro deputato regionale, un uomo del PD. Un quinto politico ancora misterioso coinvolto nell'operazione dopo Castiglione, il sindaco di Ramacca, il suo vice e un consigliere di Mister Bianco. Dagli interrogatori di garanzia potrebbe emergere quanto fosse a conoscenza del ruolo delle persone che incontrava. Anche Castiglione davanti al GIP ha negato ogni coinvolgimento con la criminalità organizzata, da cui, secondo l'accusa, avrebbe avuto voti in cambio di appalti al cimitero. In particolare con quel Domenico Colombo, personaggio chiave dell'inchiesta, ufficialmente indipendente di Sostare, ma esponente di spicco del gruppo Santa Paola Ercolano. Temendo di essere intercettati, i boss catanesi si chiamavano con nomignoli. C'era Usuggi, il Topo, Uponchio, la Volpe, il Gatto o anche Prezzemolo e Star Trek. E poi Ernè, semplice diminutivo di Ernesto Marletta, designato al vertice della cosca, che dopo la raffica di arresti dovrà trovare un nuovo reggente. Sul fronte politico resta alta la tensione nel PD, dove in vista del prossimo congresso regionale arriva un commissario, Nico Stumpo, che dovrà gestire le faide siciliane e qualche imbarazzo sulla questione morale. Fermato dalla polizia di Marsala un uomo con l'accusa di aver accoltellato 2 cugini della sua ex, dai quali la donna si era rifugiata dopo un'accesa lite. Laura Spanò. Duplice tentato omicidio mercoledì sera a Marsala. Un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna ha accoltellato 2 cugini della donna dopo un acceso litigio avvenuto in via Fortuna. L'aggressore, dopo essersi dato alla fuga, è stato fermato dalla polizia. Tutto inizia a novembre scorso, quando la donna aveva denunciato l'uomo per ripetuti episodi di violenza. Dopo la denuncia la vittima era stata collocata in una struttura protetta, da dove però aveva scelto di allontanarsi, chiedendo proprio all'ex di andarla a prendere. La donna però nelle settimane successive subisce altre aggressioni che la portano a sporgere una nuova denuncia e così l'uomo viene sottoposto al divieto di avvicinamento e all'applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le misure restrittive a cui era sottoposto, l'uomo si era nuovamente riavvicinato alla vittima, ma mercoledì sera è arrivata l'ennesima lite tra i due, poi degenerata. La donna, impaurita, ha cercato rifugio presso l'abitazione dei suoi cugini, ma l'ex compagno l'ha raggiunta dando il via ad una violenta discussione. Quando i 2 parenti della donna sono intervenuti per difenderla, l'aggressore ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale a Marsala. Uno dei 2 fratelli, raggiunto al torace e all'addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'episodio riaccende riflettori sulla violenza di genere e sulle difficoltà nel far rispettare le misure restrittive nei confronti di soggetti già denunciati per atti persecutori e maltrattamenti. Ma la sanità, dopo il caso dell'insegnante di Mazara del Vallo che ha dovuto attendere 8 mesi per un referto istologico, sempre in provincia di Trapani, a Salemi in questo caso, la morte di Paolo Robino, un infermiere. L'uomo è morto improvvisamente per un infarto nel gennaio scorso, 10 giorni prima che gli arrivasse l'esito del referto che aspettava da 4 mesi. Allarmi sul PNRR e sulle modifiche della normativa da un lato, buone notizie sul fronte della sistemazione dei conti della Regione dall'altra, è un bilancio in chiaroscuro, quello che emerge all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Maglio Viola.
L'uso corretto delle risorse del PNRR, il piano di ripresa e resilienza messo in campo dall'Europa e che riguarda anche la Sicilia, è la vera e difficile sfida di questi anni, una sfida che impegna tutti gli apparati pubblici destinatari di ingenti risorse. È la principale preoccupazione della Corte dei Conti espressa dalla Presidente Anna Luisa Carra nel suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ingenti risorse che devono essere usate correttamente e in questo senso la Corte ribadisce la propria preoccupazione sulla proroga del cosiddetto scudo erariale, la norma che impedisce di perseguire il danno erariale commesso anche a fronte di condotte gravemente colpose, così come lanciano l'allarme sulle norme che modificano l'applicazione del controllo da parte della Corte dei Conti e che ampliano il contraddittorio fra le parti. Ci sono poi procedimenti che nascono da azioni penali, ma spesso le procure depositano materiali elettronici con file a matrioska che rendono quasi impossibile leggere tutto. Questo si aggiunge alle denunce delle amministrazioni che hanno superato le 7.500 nel 2024, ha detto invece il procuratore Pino Zingale, e crescono anche quelle provenienti da ASP e ospedali pubblici. Migliorano invece i conti della Regione per effetto di un'opera di cancellazione del disavanzo che procede spedita. Amarezza è stata invece espressa dal Presidente della Regione Renato Schifani per la recente relazione della sezione di controllo della Corte sulle spese sanitarie del PNRR che riportava un errore. Credo fortemente nella leale cooperazione tra organi dello Stato, magari una funzione di maggiore coordinamento che forse è mancata in ordine agli ultimi fatti dei quali si è parlato. Tanti gli spunti venuti dalla relazione del Presidente e da quella del Procuratore che però Schifani promette di tenere in debita considerazione nell'ambito proprio della leale collaborazione. C'è un buco da oltre 1,5 milioni nel bilancio dell'IRFIS, la società della Regione che si occupa di contributi e attività bancaria. A causarlo un'operazione finanziaria azzardata effettuata nel 2018 e il buco adesso rischia di crescere fino a 15 milioni. Maglio Viola. Da 1 a 15 milioni di euro. Tanto la regione siciliana rischia di perdere a causa di un'operazione finanziaria azzardata messa in campo nel 2018. Il buco compare nei bilanci dell'IRFIS, la società di proprietà della Sicilia, che si occupa di finanziamenti alle attività produttive, di erogare contributi per conto della regione, di gestire graduatorie e provvedimenti di sostegno. Nell'ambito della sua attività bancaria, nel 2018 l'IRFIS ha acquistato crediti sanitari. Di fatto ha anticipato dei soldi ad una casa di cura della provincia di Avellino, a fronte della cessione di crediti che IRFIS avrebbe dovuto incassare ottenendone un guadagno. Ma i crediti in questione sono risultati spazzatura. L'IRFIS ha avviato dunque una causa, ma il recupero dei soldi investiti appare alquanto complesso. Il buco attualmente è pari a 1.600.000 euro, ma alla fine le perdite potrebbero arrivare fino a 15 milioni. A rendere inesigibili i crediti è il fatto che la fattura in questione parla di prestazioni extra budget da parte di questa casa di cura e di fatto le regole della sanità pubblica impediscono alla regione Campania, per cui ha fatto queste prestazioni, di pagare extra budget alla casa convenzionata. Un dettaglio che diventa sostanza e del quale ci si sarebbe dovuti accorgere. Per questo IRFIS annuncia causa anche all'intermediario finanziario, una banca del Lussemburgo, e dal proprio consulente di quegli anni. Ma nell'attesa che la causa internazionale faccia il suo corso, il buco c'è e resta. Adesso altre notizie. Ponti di primavera. La Sicilia è la meta preferita delle vacanze e tra i viaggiatori tanti giovani che scelgono i piccoli borghi. Avviata intanto a Catania la privatizzazione dell'aeroporto. Manuela Corsi. La primavera è uno dei periodi più amati dai viaggiatori. Complice il clima mite e i costi meno proibitivi rispetto ai mesi estivi, quest'anno viene scelta da un italiano su 4 che approfitterà dei ponti tra Pasqua e il 1° maggio per fare una vacanza. A partire saranno maggiormente i giovani, attratti soprattutto dai piccoli borghi, segnale di come le nuove generazioni stiano riscoprendo un turismo più culturale, autentico e sostenibile. E quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Unione per la difesa dei consumatori sui ponti di primavera. A vincere la palma della regione più gettonata è la Sicilia, seguita a pari merito da Toscana e Campania. La durata della vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni. I più fortunati potranno organizzare una lunga vacanza di 2 settimane, approfittando del fatto che quest'anno i ponti primaverili sono tutti contigui. Intanto arrivano novità sul fronte della privatizzazione dell'aeroporto catanese di Fontanarossa. Il Consiglio di amministrazione della SAC, società che gestisce lo scalo, ha approvato le procedure e i documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci per avviare l'iter. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla Sicilia.
Questo a Catania, a Palermo mancano i monopattini a noleggio. Tantissimi furti negli ultimi mesi con le aziende che denunciano. I monopattini poi vengono rivenduti illegalmente su Telegram e su WhatsApp. Marco Gullà. Alcuni turisti sono spiazzati, devono spostarsi verso il loro B&B, ma non trovano monopattini da noleggiare. Una nuova piccola emergenza che c'è nel capoluogo siciliano. I monopattini a noleggio, infatti, è proprio il caso di dirlo, vanno letteralmente a ruba, nel senso che vengono rubati quotidianamente per essere poi rivenduti legalmente tramite canali WhatsApp e Telegram. Nonostante le decine di denunce, parla così l'amministratore delegato di un'azienda per il servizio di noleggio, le numerose richieste di aiuto, le segnalazioni di ogni genere, oggi siamo veramente preoccupati. Ci sono troppi furti e a pagarne sono, come sempre, i cittadini. E in effetti, facendo un giro per il centro storico di Palermo, non vediamo monopattini e se si va in periferia la situazione è decisamente peggiore, con le piste ciclabili totalmente sguarnite. Tra danneggiamenti e furti a Palermo e quindi allarme monopattini, un servizio in meno anche verso i tanti turisti che ormai affollano quotidianamente il centro storico cittadino. A Catania è inaugurata stamattina la panchina dedicata alle malattie rare. Eccola qua, nella giornata mondiale di sensibilizzazione su questi mali. È in piazza Sciuti e l'artista Olghette ha allestito questa panchina che avete appena visto per dare visibilità a chi vive con una malattia genetica rara. All'iniziativa hanno partecipato gli alunni delle Case Sante Dusmet Doria. Musica, Mario Venuti torna sulla scena con un nuovo progetto live, Tra la carne e il cielo, e lo fa partendo proprio dalla sua Catania. Stasera al Centro Culturale Zoo 2 concerti dal vivo, uno alle 19.30, l'altro alle 21.30, mentre sabato e domenica Venuti sarà al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Desiree Ferlito. Il cantautore catanese Mario Venuti torna sulle scene con un nuovo progetto live, Tra la carne e il cielo tour, e lo fa partendo proprio dalla sua Catania, con 2 concerti imperdibili in programma per stasera al Centro Culturale Zoo, in 2 momenti live alle 19.30 e alle 21.30, mentre sabato e domenica sarà al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Dopo aver celebrato un traguardo importante, i suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, con un tour nei club e i teatri di tutta Italia, Venuti è pronta a regalare al pubblico un'esperienza musicale unica. Il nuovo spettacolo di Mario Venuti promette di essere un vero e proprio viaggio musicale, dove le sonorità si fondono in un mix internazionale che spazia dal pop al jazz, dal blues al suono delle percussioni tipiche dell'Africa e del Brasile, luogo del cuore del cantautore. Durante lo spettacolo il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare brani tratti dal suo ultimo album, ma anche di riscoprire i suoi successi più amati, quelli che hanno segnato la sua lunga e brillante carriera. 5 canzoni del nuovo disco, poi per il resto i miei grandi classici, tutti riarrangiati con queste sonorità elettriche, però con un bravissimo percussionista brasiliano, Gabriel Prado, che è veramente un ragazzo d'oro. Sono molto contento che sia nella nuova formazione e quindi un sound per me stimolante, molto. Ci ho lavorato parecchio, ci abbiamo lavorato parecchio ed è una cosa. Mario Venuti a Catania, stasera al Centro Zoo. Adesso il Carnevale di Avola e Sciacca, la Sicilia in festa, tra balli di piazza e sfilate di mascherine. Francesco Aloi. Eccoci, Carnevale è arrivato. Maschere, carri e colori illuminano le strade della nostra Sicilia. Qui siamo ad Avola, nel Siracusano. Re Carnevale in piazza Umberto I, tra un mare di gente. Qui la 62esima edizione ha preso il via così, con questo meraviglioso gioco di luci, sempre più apprezzato da tutti. Domenica sera è il momento forse tra i più attesi dai giovani. Sul palco ci sarà il Pagante. Da Avola a Sciacca, nell'Agrigentino, 2 dei carnevali più belli di Sicilia, super colorati. Oltre alle meraviglie dei carri, tanti applausi anche per i gruppi mascherati, che con abiti e musiche fanno ballare la piazza.
E domenica sera sarà proclamato il carro allegorico che vincerà l'edizione 2025. Subito dopo si penserà al prossimo anno. Chi vincerà? Breve pausa, tra poco per il calcio il Palermo che si prepara alla sfida di domenica contro il Brescia, e mentre nel Catania tante assenze e infortuni e squalifiche contro il Foggia. State con noi, ci vediamo fra pochissimo. Si avvicina per il Palermo la partita di domenica al Barbera contro il Brescia. Brunori squalificato, Henry e Nicolao assenti, in avanti tornerà Le Duvaron al fianco di Poyampalo. Marco Gullà. Verre e poi Ampalo. Alessio Dionisi si affida a loro, nuova spina dorsale del Palermo, per battere il Brescia domenica al Barbera e centrare la seconda vittoria consecutiva. Con l'assenza di Brunori per squalifica toccherà quindi al trequartista e all'attaccante finlandese prendere in mano il Palermo e condurlo verso un nuovo successo per provare a rientrare in zona playoff, distante in questo momento 2 punti. Al posto di Brunori dovrebbe esserci Le Duvaron, considerato che Henry è ancora out. Non recupera nemmeno Nicolao, ma in difesa torna Ceccaroni. Arruolabile anche Diachité, ma a centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Pierozzi. Sul capitolo stadio e la convenzione da rinnovare torna a parlare l'amministratore delegato Giovanni Gardini, che lancia un messaggio chiaro all'amministrazione comunale: abbiamo necessità di avere questa convenzione in mano, altrimenti dovremmo fermarci e fare delle altre valutazioni. Non possiamo più aspettare, perché non possiamo più investire soldi a fondo perduto. Chiamasi investimento per questo motivo, e quindi ci stiamo sostituendo in tutto e per tutto per risolvere ciò che non è stato fatto in oltre 30 anni. Domenica la partita contro il Foggia al Massimino, ma in casa Catania l'allenatore Mimmo Toscano dovrà fare i miracoli per schierare l'11 titolare, viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Francesco Triolo. La speranza di Mimmo Toscano di uscire quanto prima dall'emergenza costante di questa stagione, quella degli infortuni, svanisce settimanalmente o addirittura peggiora. È una lista lunghissima ed è di quelle che non fanno piacere, infatti l'elenco appeso all'infermeria del Catania, che si allunga sempre più e coinvolge anche pezzi importanti del gruppo di Toscano. Il problema principale è sempre quello degli infortuni, tanto che il tecnico deve trovare delle soluzioni adattando qualche giocatore. Facciamo qualche esempio, come quello di Lunetta, rientrato da qualche giorno con il gruppo. Se non dovesse recuperare pienamente per domenica, il problema sulla corsia di sinistra dovrebbe essere rimediato con lo spostamento di Raimo e l'adattamento di Frisen a destra, lui che non è un esterno. Da qui l'inserimento di Luperini a centrocampo. Detto della parte mediana della formazione, in difesa si confida sulla possibilità di recuperare Allegretto, anche perché la squalifica di Gherardi impone già l'impiego di Quaini in una posizione più arretrata. Per l'attacco ci sono poche possibilità di scelta, visto che Inglese mancherà per almeno altre 2-3 partite, e allora è possibile rivedere lo stesso tridente schierato con l'Altamura, con Jimenez dietro Montalto e De Paoli. L'unica alternativa è il giovane Corallo. Al Massimino il Foggia arriverà dopo la sconfitta col Potenza, vorrà riscattarla, ma senza tifosi. Il prefetto di Catania ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento come al solito è per le 20. Buon pomeriggio.